Lo stavo aspettando da un bel po' di tempo, ma lo sciopero dei corrieri me l'ha fatto penare veramente tanto. Si tratta del Regola Barba della Cecotec, il Bamba Precision Care Multi Grooming Pro. È un sistema di regolazione barba per ottenere qualsiasi tipo di effetto per la cura più avanzata, quindi quella che viene definita la barba da King. Andiamo ad aprirlo e vediamo cosa ci offrono. All'interno troviamo il componente principale, il rasoio. Vi faccio vedere, guardate che display pazzesco che ha questo rasoio, con il suo pettine regolabile. Poi andremo a provarlo, E in più abbiamo tutti gli accessori per una cura della barba molto fine. Questo è molto interessante perché, essendo così stretto, secondo me consente anche di ottenere dei disegni o cose di questo tipo. Vedremo un po' come si comporta. Qua abbiamo il rasoio principale, leva pelucchi, insomma molto molto completo. Qui in una bustina abbiamo tutti i pettini, i vari adattatori, perché questo può anche essere utilizzato per basette, per regolare i capelli e cose di questo genere. L'alimentatore per caricare la batteria, perché questo è senza fili. La base per posizionare tutte le componenti che andremo a utilizzare. Un sacchetto per riporre tutto all'interno e mantenere ordinato, molto carino anche questo, e chiaramente il manuale di istruzioni. Manuale di istruzioni che è anche in lingua italiana, molto molto bene. Aspettando il rasoio ho lasciato crescere un po' la barba, non l'ho curata apposta perché volevo provare questo nuovo strumento e come vedete sono abbastanza in condizioni disastrate, quindi vediamo come se la cava il bamba. Raga, eccoci qua. Non ci rimane che andare alla prova, quindi togliamo questa cosa, sistemiamola. Come la facciamo? La facciamo così. Wow! Che figata! Raga, magnifico. Sta tagliando alla grande. Continuo e poi vi faccio vedere il risultato. Allora, premesso che io non sono un maestro nel trattare la barba, però ditemi cosa ne pensate. Cioè, ha tagliato qui un po' meno, perché qua è molto molto spessa, qui l'ha praticamente rasata, l'ha fatta a zero, quindi qua è perfetto. Voglio provare a montare l'accessorio adesso barba, quella per rasare, per migliorare la parte di sotto, però, cioè, cosa vi sembra? Sinceri. A me piace, raga. Taglia bene. Allora, montato questo, guardate un po', accessorio rasoio, vado a rifinire la parte di sotto. Figata, raga, figata, guardate. Cioè, mi piace troppo, mi piace troppo. Conclusioni, nonostante io non sia un grandissimo esperto di barbe, la porto quasi sempre incolta. Forse questa è una delle poche volte in cui l'ho regolata, mi è venuto molto semplice farlo con questo rasoio, quindi super approvato, lo consiglio a tutti perché costa una fesseria, veramente. Vi lascio il link in descrizione così potete valutare anche voi
Inoltre riceverete uno sconto del 5% sul primo acquisto se andate a utilizzare il mio codice sconto. E quindi se volete una barba da King con poca spesa, questo fa per voi. Fatemi sapere.